Non si può più sbagliare, non si può più esitare o vacillare, non si può più sottovalutare nessuno. Oggi più che mai bisogna fare il risultato e il Giardinetti lo sa bene. Contro il Passo Corese conta soltanto la vittoria. Tutto pronto per la battuta. Va Turcarelli con il destro. La conclusione, la direzione della barriera. Poi arriva Federici che la mette dentro. Ma è fuori gioco. Fuori gioco di Federici. Stradone fino in fondo, è pronto a metterla con il destro, il pallone in direzione di Turcarelli, bello perfetto, arriva Provaroni con il destro! Ed eccolo qui, il vantaggio del Giardinetti, ci pensa Provaroni al 21esimo, Giardinetti 1, Passo Corese 0. Prova a reagire il Passo Corese, attenzione Italiano, che di tacco serve Filippi in area di rigore, cade per terra, per l'arbitro è tutto regolare, ancora Italiano con il mancino, il pallone esibile al palo, attenzione Italiano. Manna alza la testa per impostare, Barile bravissimo ad intercettare, cerca allora Turcarelli, poi Manna fa un fallo netto su Barile, attenzione vediamo l'arbitro cosa fa, secondo cartellino giallo, Manna abbandona il campo per espulsione. Il pallone in direzione di Federici che la mette giù, sfida il suo diretto marcatore, Federici studia la situazione, vede Provaroni lo serve, Provaroni prova l'1-2 con Federici, buonissimo il pallone, Federici viene steso ed è calcio di rigore per il Giardinetti. Federici contro Somma, va Federici con il destro, l'airone colpisce ancora, freddissimo dal dischetto, Giardinetti 2, Passo Corese 0. Barile, non lo fermi mai, Barile, Turcarelli, d'esterno destro, ancora in direzione del numero 10, al centro c'è l'airone completamente solo, nel passo giusto, al momento giusto, come per i bomber, Federici cala al tris. Risultato in cassaforte, adesso si aspetta soltanto il gol di Daniele Barile che raggiungerebbe, pensate un po', i 200 gol in carriera, un risultato veramente strepitoso, incrociamo le dita per Daniele. Italiano che ci mette sempre la sua qualità, vede Giovannangelo, lo serve con un bellissimo pallone, Giovannangelo il controllo, poi testa a incrociare! Di Cicco, studia la situazione, controlla il movimento di Barile, che è buono Barile, scatta però in posizione di fuorigioco, la palla termina in rete ma non vale, peccato. Di Cicco, eccola la magia che stavamo aspettando, Barile è solo davanti al portiere, Barile! Ed eccolo qui, il 200esimo gol in carriera di Daniele Barile, super varo gol! Tutti in piedi ad applaudire, il 200esimo gol di Daniele Barile. Ultima occasione sul mancino di Italiano, la palla è buona, il pallone sfila sul fondo e arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce qui, Giardinetti 4, Passo Corese 0.